Buongiorno da Portoviro, siamo con Francesco D'Imperio di una straordinaria famiglia di commercianti e a Padova il consigliere regionale Marcato ha voluto premiarlo per 62 anni di attività. Prima di tutto soddisfazione, però vogliamo conoscere da Francesco un po' di storia di questa azienda di terza generazione che effettivamente è un punto di riferimento qua a Portoviro. Niente, la storia è partita dalla nonna, dalla madre di mio padre, di mio zio, che aveva un negozietto negli anni, penso 30-40, adesso non ho le date per memoria. E poi i due fratelli hanno creato questo negozio nel 62 e dopo proseguimento sono rimasto io con mia moglie a portare avanti l'attività di questa casalingo, ferramenta, eccetera, eccetera. Insomma, ecco. Ecco, tu la stai gestendo con la moglie, tuo figlio ci dicevi che purtroppo non ha voglia di proseguire, però 62 anni sono tanti. Certo, c'è una ditta che continua a lavorare sempre con i problemi che abbiamo tutti noi come partita IVA, che si sa, c'è tasse, soprattasse, problemi di tutte di tutti i tipi, e si va avanti, bisogna proseguire perché questa è la nostra vita, siamo nati commercianti, andiamo avanti, moriremo commercianti come è morto mio padre a 86 anni, che ancora era qua in negozio. Ecco, però tu che hai vissuto tutti questi anni, questo che periodo è? È tra i più difficili? È un periodo tra alti e bassi che comunque non è così tremendo come i media stanno prospettando? O è effettivamente uno dei più duri? Allora, forse le memorie tante volte ci lasciano, si perdono nei meandri, però ogni anno c'è sempre la problematica, l'anno un po' più, l'anno un po' meno, però diciamo che un po' adesso c'è la tecnologia del comprare per internet che ci abbassa un po' le vendite, però andiamo avanti a, a passetti, oggi poco, domani un po' di più, ma i grandi numeri proprio non saranno anni che non si vedono. Ecco, approfittando della tua esperienza, che consiglio potresti dare non a chi vuol fare il commerciante, ma soprattutto a chi ci governa per aiutare un settore come il commercio che è fondamentale per un paese come l'Italia? Sarà una cosa detta e stradetta e verrà sempre ridetta. E diminuire le tassazioni e lasciare la possibilità sia per le banche che ci diano meno, cioè che ci lasciano lavorare di più e anche il governo che ci dia meno tasse per riuscire a vivere. Allora riusciamo a vivere, compriamo di più, vendiamo di più e cerchiamo anche di portare avanti tutte le attività, perché fino adesso c'è sempre un punto di più, sempre un punto di più, si arriva sempre con l'acqua alla gola, quindi è molto, molto fatica a portarci avanti.